Nuovo governo, nuove speranze. Ed è proprio alla speranza che commercianti e ambulanti si aggrappano in questo periodo difficile tra caro bollette, prezzi alle stelle delle materie prime e non solo. Il problema per chi vende è doppio. Ci sono da una parte i rincari cui far fronte, ma c'è anche da tenere in considerazione che proprio in virtù della crisi i clienti spendono meno o addirittura non spendono affatto. Credete che possa cambiare qualcosa? Più che crediamo, speriamo. Speriamo perché la situazione non è delle migliori. Bollette allucinanti, il lavoro è quello che è sempre più dura, abbiamo prezzi ribassati di un 20-30% pur di fare qualcosa, ma se giustamente la gente non ha soldi o non vuole spendere perché c'è la paura anche di questi rincarichi, cioè, è una situazione un po' impegnativa. Non ce la facciamo più col caro bollette, con tutti gli aumenti, è diventata una guerra contro il tempo, speriamo che intervengano subito. Vedo sempre più persone che si lamentano, soprattutto al mercato, che non ce la fanno, bollette astronomiche, gas, luce, vengono qui per chiedere di un pantalone che costa 10 euro, se puoi fargli uno sconto, e siamo messi male ragazzi. Speriamo che questo governo ci aiuti. Insomma, non c'è tempo da perdere, il fattore tempestività è decisivo. Al nuovo governo viene chiesta velocità d'azione. E soprattutto anche per i clienti che vengono, che non spendono i soldi perché le bollette, hanno paura delle bollette e si spera che con questo nuovo governo sistemi un pochino qualcosa, se no vanno male tutti.